Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento quotidiano delle 12, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. E siamo insieme per questa giornata e sarà veramente un piacevole e direi anche emozionante ed eccitante appuntamento perché inizieremo con un grandissimo artista. Lui è noto, è un viso noto anche nelle televisioni nazionali ed è noto per le sue imprese incredibili. Oggi avremo con noi Christian Carapezza, un personaggio veramente poliedrico. Pensate, dal 7 di novembre inizierà un'impresa incredibile da Guinness, The Cube. Volete sapere di che cosa si tratta? Rimanete con noi naturalmente. E come sempre in Io Compro Siciliano, noi attenzioniamo le nostre aziende e i nostri prodotti. E proprio così i nostri prodotti ci sposteremo poi a Trabia, dove conosceremo la nostra amica che è Rosalia Pisa ed esattamente conosceremo le paste di Sofì. Rimanete dunque con noi, ma iniziamo nel nostro consueto modo. Grazie 256.645 volte grazie, grazie sempre e grazie ancora. Sapete, ieri è una giornata veramente molto importante per Io Compro Siciliano, la presentazione del progetto Io Compro Siciliano alla stampa nazionale ed internazionale. Abbiamo avuto la presentazione, l'onore di avere con noi le istituzioni, le più alte istituzioni regionali e soprattutto un passaggio assolutamente importante che è stato quello di firmare un protocollo di intenti tra Io Compro Siciliano e la regione siciliana. Un protocollo di intesa con l'assessorato regionale all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea con l'onorevole Edi Bandiera in presenza del presidente onorevole Nello Musumeci e questo protocollo vuole portare alla promozione condivisa del marchio QS, qualità sicura garantita, con l'obiettivo di valorizzare prodotti agroalimentari con un elevato standard qualificativo e qualitativo e in questo modo per favorirne la diffusione in tutto il mondo. Diciamo sempre portare la Sicilia nel mondo, il mondo nella Sicilia. Io Compro Siciliano è nato da un'idea, esprime un concetto ed è diventato stile di vita. Identità, qualità, provenienza e ieri questo passaggio ufficiale condiviso tra l'altro in presenza come vi dicevo poc'anzi di giornalisti, eravamo anche in collegamento con New York. Di Io Compro Siciliano. Ci attende ancora tanto lavoro e noi naturalmente condividiamo questi momenti insieme a voi e soprattutto la crescita di Io Compro Siciliano insieme a voi. Bene signori, noi siamo pronti. C'è in questa puntata un artista speciale. Guardate che cosa accadrà dal 7 di novembre. Per la prima volta in Italia, un artista siciliano si chiuderà in una teca di vetro senza cibo, in isolamento totale, per quasi un mese. Dal 7 novembre, Christian Carapezza presenta The Cube all'interno del centro commerciale Concadoro. Signore e signori, con noi in questa puntata, ladies and gentlemen, Christian Carapezza. Buongiorno Katiuska, buongiorno e buongiorno a chi ci sta Buongiorno. guardando. Buongiornissimo, buongiornissimo a te, caro amico. Allora, io prima di presentare Christian Carapezza, sicuramente lo avete già riconosciuto, lui è un volto notissimo, non solo è un grande artista, un artista poliedrico, a lui sono legate tantissime eccezionali imprese e io ho avuto tra l'altro il piacere e l'onore di poter lavorare con Christian. Christian è anche un organizzatore di eventi, Piacere mio è direttore stato, artistico.
ma lui fa realmente delle cose incredibili che io non immaginavo nemmeno che esistessero. L'ho visto camminare sul vetro, sui chiodi, fare delle cose incredibili con le sue spade, ma signori, questa è veramente un'impresa incredibile. The Cube! Cristian, raccontaci. Intanto grazie per la presentazione, è anche esagerato, diciamo anche comunque. Sì, abbiamo lavorato assieme con piacere, il piacere è stato sicuramente più mio, perché comunque ho avuto veramente una professionista al mio fianco, sia per le manifestazioni, ma anche per lo spettacolo che abbiamo fatto in giro appunto nelle piazze siciliane. The Cube è una bella impresa, una folle impresa, come ho scritto un po' dappertutto, diciamo nei social, anche con gli amici, parlandone, perché comunque a differenza degli spettacoli che ho sempre fatto, questo comunque è un po' superare i miei limiti, tant'è vero appunto che molti mi chiedono perché, la domanda principale è perché. Perché sicuramente perché per sfidare un po' me stesso, i miei limiti e perché anche perché mi annoio, perché comunque se non faccio queste cose comunque fuori dal comune, che già le faccio di base, però farle in maniera così accentuata, sicuramente in una maniera proprio folle, mi dà energia, mi dà adrenalina, anima, e perciò sono sicuramente in questo momento entusiasta nel preparare tutto, anche se è difficilissimo lavorare a Palermo e tu ben sai come si lavora con tutte le autorizzazioni, tutto quello che serve, però a livello di spettacolo comunque mi sta dando tanta adrenalina e mi sto preparando tanto in maniera sia mentale ma anche fisica, perché comunque sto facendo tante cose. Aspetta, Dimmi, dimmi. Cristian, io a proposito di questo, così man mano entriamo proprio in questa impresa meravigliosa. Vorrei dire a tutti gli amici che ci seguono che naturalmente Cristian è non solo un grande artista, lui fa illusionismo estremo e soprattutto nelle sue imprese c'è grande preparazione fisica, mentale, per cui queste imprese vanno fatte soltanto da chi può, sia per preparazione e sia per anni di esperienza. Questa è una cosa che va detta ed ecco perché dicevo che Cristian è veramente un grandissimo artista. Senti, Cristian, entriamo ancora di più, dacci ancora più elementi per sapere di questa impresa. Veramente, in questo momento sto un pochettino, mi sto preparando nelle cose più spicciole, tra virgolette, che per tutti i comuni mortali, tra virgolette, andare in bagno è normale, farlo in un cubo di vetro è un po' meno normale. Farsi una doccia a casa è normale, farlo in un cubo di vetro dentro un centro commerciale sicuramente non è tanto normale. Perciò questa preparazione è quella che mi sta dando un po' più noia, nel senso che comunque il non mangiare, mi sto allenando, sto facendo naturalmente una dieta particolare, il stare chiuso senza muovermi, facendo soltanto stretching, mi abituerò sicuramente, Anche anche se perché avrò è un cubo piccolissimo, è giusto due Cristian? È metri, un cubo due metri, quindi due è metri, proprio due metri. sì, 2 metri per due, perciò se poi tu levi lo spazio del materasso e lo spazio della scrivania, dove io poi da là farò, poi lo diremo appunto, lo spieghiamo, farò appunto le dirette giornaliere, sia in streaming 24 ore su 24, più le dirette appunto con le radio, le TV regionali, nazionali e comunque anche con Facebook, i vari social. Cioè, levando questo spazio mi rimane ben poco spazio per fare tutto quello che si fa normalmente nella vita, cioè muoversi, camminare, perciò sarà quella la difficoltà maggiore. E come dicevo prima, certe cose che normalmente si fanno quotidianamente in maniera normale, perché da quando siamo piccoli lo facciamo, farlo in questa situazione è sicuramente parecchio anomala. È difficile perché sto provando in questo momento, non è sicuramente facile, proprio quelle sono le cose più particolari. Senti Cristian, ti faccio una domanda. Beh, in realtà so già la risposta, però te la faccio lo stesso. Cosa ti mancherà di più in questi 30 Ma lo giorni? sai, a parte la famiglia, che comunque in primis mia moglie e il mio piccolo, e la mia cucciola, il mio cagnolino, che è proprio Rottweiler, diciamo, perciò tanto piccolone, però sicuramente la famiglia è la parte sicuramente principale, che comunque poi sono duro, faccio le cose abbastanza crude anche nello spettacolo, poi alla fine come tutti quanti i propri cari li vogliamo vicini. Spero che non succeda come quello che vedo in televisione a Grande Fratello, nell'Isola Famosi, che dopo 2 giorni c'è il pianto perché sono distanti dai propri cari, dai propri familiari, dalle proprie abitudini. Spero di essere un po' più, tra virgolette, No, vabbè, incisivo e anche perché duro. Cristian, dobbiamo anche dire agli amici che ci stanno seguendo che anche tua moglie è un'artista, Deborah è una splendida danzatrice, e lo Però ecco, condivide questa è un po' con fuori, noi sempre fuori dal, tutti.
È sempre fuori dal comune questa performance che sto facendo. Una cosa è fare lo spettacolo e allontanarsi 10 giorni, andare appunto nelle piazze in Calabria, in Puglia, in giro d'Italia e poi tornare. Una cosa è fare 28 giorni quasi, appunto 28 giorni dentro un cubo di vetro distante, e comunque anche lei deve stare, lavora, c'è la scuola di danza, c'è il bambino, deve occuparsi del cane, perciò anche lei non è che potrà venire tutti i giorni. Sarà abbastanza difficoltoso anche per loro e poi soprattutto il bambino Però stare sarà lontano. possibile seguirti 24 ore su 24. Pensa un po' Assolutamente sì. questa cosa. Ma questo è fondamentale Senti, perché, no, dicevo, scusa se ti interrompo, è importante dire questo perché essendo un centro commerciale, quello che poi ora sta risultando anche dai social, che molti scrivono, ah vabbè, poi la sera esce, la sera si va a fare una bella mangiata, no, perché comunque se uno basta che va sul mio sito cristiancarapezza.it dal 7 novembre troverà lo streaming 24 ore su 24, vedrà proprio io messo a letto, farò tutto quello che faccio là dentro sarà online 24 ore su 24. Se appunto dovessi uscire o dovessi imbrogliare, tra virgolette, con qualsiasi, anche con un panino, se ne accorgerebbero tutti. Perciò appunto a maggior ragione stiamo facendo questo streaming per dare la garanzia di quello che andiamo a fare, appunto. La veridicità del progetto e dell'impresa che è veramente incredibile. Senti Cristian, vorrei leggere insieme a te qualche messaggio per salutare tutti gli amici che ci scrivono sempre con tanto affetto. Abbiamo Fabio Mambo, buongiorno chef, buongiornissimo, ciao Fabio. Giusto lo chef oggi, Giusto lo chef, dico. Io che sono un po' a dieta, dico non è il massimo. Ma appena uscirai vedrai, ti porto con me. Abbiamo Giuseppe Martino, buongiorno, ciao Giuseppe, grazie per essere con noi. Amalia Lopinto, buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano e felice giornata anche a te. Ciao Amalia, grazie. Mia amore, buongiorno, ciao Mia, grazie anche oggi. Mariano Carbonetti, chef, allora permettetemi un attimo, ne approfitto per fare un ringraziamento speciale a Mariano Carbonetti, chef, ed anche a Salvo Renda. Ieri sono stati i nostri due chef e tra l'altro loro hanno sposato il progetto di Io Compro Siciliano, in particolare Mariano ha una sua rubrica legata ai piatti antichi, ai piatti tradizionali, quindi grazie davvero per quello che avete fatto. Mariano, buongiorno splendida Katiuska, buongiorno ai tuoi sorprendenti ospiti. Io Compro Siciliano sempre a top. Ciao Mariano, sempre grazie. Ancora Raffa Mariangela, buona giornata. Ciao cara. Marzia Monreale. Marzia, lei è caporedattrice, ti sarai sicuramente sentito. Brava e simpatica, devo dire brava e simpatica. È vero. Buongiorno cara Katiuska, un saluto speciale al nostro fantastico ospite. Sì, anche Marzia ricambia il complimento. Abbiamo Fausta in Travaglia, attrice. Ciao, buongiornissimo, meraviglioso popolo di Io Compro Siciliano. Ciao Fausta, grazie anche oggi per essere con noi. E io ne approfitto, visto che siamo nei ringraziamenti, per ringraziare come sempre Paolo Gatto in regia. Bene, Cristian. Allora, permetti, devo fare, ti interrompo, Katiuska, ti interrompo sempre, però forse è un'informazione personale che presento. Devo farvi i complimenti, non è per un discorso di ruffiano o quant'altro, perché non ho bisogno, lo sai, però proprio perché vedo anche seguendovi che comunque c'è una bella sinergia nel gruppo, a differenza di altre interviste, altri gruppi che ho fatto comunque in altri social, vedo che comunque chi fa parte di questo gruppo, e siete tanti, bene o male vi segue con passione, dà consigli, dà sempre complimenti, perciò c'è una bella sinergia comunque in tutti, sia negli operatori del settore, comunque sicuramente intervengono facendo complimenti tra di loro, che comunque fa bene anche darsi ogni tanto anche una mano sulla spalla, e poi anche la gente che segue comune, che comunque vuole aggiornarsi sulle novità, sui prodotti, perché comunque hanno capito l'importanza del prodotto sicuro, che fa tanto. Grazie Cristian, grazie per quello che stai dicendo. Senti, allora, io innanzitutto volevo dire ai nostri amici, Cristian Carapezza è un grandissimo artista, quello che vi dicevo, lui affronta sempre nuove sfide. Con lui si parla sempre anche durante i tuoi spettacoli, Cristian, sono veramente degli eventi incredibili che incollano sempre gli spettatori alle loro sedie o ai loro televisori quando ti seguiamo, insomma, in TV. Il tuo è illusionismo estremo, giusto? Sì, perché in realtà come appunto presento negli spettacoli vari, o anche nelle TV varie dove sono ospite appunto per presentare appunto quello che faccio,
io spiego la differenza. Comunque l'illusionismo, la magia comunque è quella comune che si vede un po' dappertutto, la magia è un po' quella dalle feste di compleanno ai teatri, così. Il mio è un po' più particolare, un po' più danger, dove appunto c'è sempre il pericolo per il sottoscritto nel fare queste performance, perché comunque, per intenderci, l'illusionista usa delle spade non taglienti, io uso delle spade taglienti, uso tra virgolette armi bianche, Io uso posso testimoniare perché ho assistito. oggetti comuni, appunto, poi appunto molti, l'illusionista, il mago classico usa oggetti con, tra virgolette, anche è brutto dirlo, però è vero, tra virgolette anche contraffatti, con dei doppi fondi, specchi e quant'altro. Io uso oggetti di uso comune come magari una semplice scatola di cartone e infilo appunto l'assistente e poi infilo dentro, infilo trafiggo con 50 lance, piuttosto un lenzuolo con del vetro, perciò le bottiglie di vetro le rompo in diretta. Uso materiali autentici dove c'è sempre il rischio di tagliarsi, ferirsi, farsi male. Questa è la differenza tra l'illusionista estremo e quello classico. Se uno fa un mago a camicia di forza, che è una cosa che fanno molti illusionisti, io lo faccio magari a 10 metri di altezza con la corda che prende fuoco. Perciò magari metto il rischio, metto il pericolo nella performance che vado a fare. E comunque diciamo, sono pochi in Italia a fare questo tipo di spettacolo e come hai detto bene tu, bisogna spesso guardare ma non mai emulare, simulare quello che si sta andando a vedere, diciamo, perché comunque se non si conoscono le tecniche e i piccoli trucchi anche che ci sono, viene difficile e estremamente pericoloso andare a fare tutto ciò. Day Cube è una di quelle, io è da 4-5 mesi che mi sto preparando, sono seguito da un nutrizionista, sono seguito da diverse figure, diverse persone, mi stanno preparando dalla respirazione, concentrazione, alimentazione, tutto. Se dovessi farlo improvvisando, sicuramente non durerei forse 2 giorni. Invece quello che cercherò di andare a realizzare, appunto, si fa grazie alla preparazione che c'è dietro. Cristian, allora facciamo così. Ridiciamo ai nostri amici che ci stanno seguendo. Dal giorno 7 di novembre sarà possibile seguirti 24 ore su 24. Diamo i riferimenti a chi ci sta seguendo. Sì, sul mio sito appunto posso andare direttamente. Cristian, in questo momento non è accessibile perché stanno facendo appunto il programmatore lo sta sistemando per appunto la diretta del 7 novembre. Perciò comunque sul sito cristiancarapezza.it potranno collegarsi 24 ore su 24 e seguirmi. In più poi sui miei social, perciò Cristian Carapezza su Facebook, TikTok, Instagram e tutti gli altri, potranno seguire ogni giorno dirette che farò appunto facendo interagire anche il pubblico. Io la mattina andrò su Facebook, chi vorrà interagire con me, io direttamente clicco appunto alla persona X e potrà farmi le domande, interagire con me, parlare, anche perché ho bisogno anche di far passare il tempo. Il pomeriggio invece... Che di tanto in tanto, Cristian, noi verremo lì a bussare all'interno del tuo Cube per scambiare con te qualche parola e qualche battuta. Senti, piacere. Cristian, io compro siciliano, è la promozione non solo dei prodotti, non solo della nostra terra, non solo di quelle che sono le eccellenze dei territori, ma le eccellenze legate anche alla parte artistica e culturale. Noi siamo felici di averti con noi. E siamo sempre prodotti della nostra terra, diciamo anche. Noi artisti, come anche te, siamo prodotti della nostra terra, perciò non siamo oggetti, però... Assolutamente, assolutamente sì. Io a questo punto devo chiudere come chiudo con tutti gli amici ospiti nei nostri live. Dovresti per favore ripetere con me Io compro siciliano. Cristian Carapezza, ci piaci! Grazie, buona anche impresa. Voi. The Cube dal 7 di novembre, Cristian Carapezza. Vi aspetto, vi aspetto. Ciao, ciao, ciao. Sono veramente tanto felice per Cristian, è un personaggio veramente molto particolare, ma sapete che noi viaggiamo sempre e raccontiamo storie, perché Io Compro Siciliano è un contenitore di storie, sì, storie bellissime, romantiche, come quella che sto per raccontarvi, romantica perché poi forse tutto inizia da un sogno fatto 5 anni fa e così nasce Le paste di Sofì. Abbiamo in collegamento da Travia Rosalia Pisa. Buongiorno. Ciao Katiuska, buongiorno a chi ci ascolta e chi ci vede. Ben trovata.
Ben arrivata Rosalia. Allora, senti Rosalia, io ho tanto sentito parlare delle paste di Sofì da tanti amici che vivono nel territorio, che vivono proprio nel territorio di Palermo e conoscono le paste di Sofì perché tutto quello che riguarda è un laboratorio artigianale di pasta fresca, di prodotti di farine e semole, pasticceria, dolceria, biscottificio, prodotti da forno, insomma veramente una goduria per il palato. Ma Rosalia, tu in realtà nella vita sei una commercialista e io dico sempre, per lavoro commercialista, per passione invece, guardate cosa Pastaia. accade 5 anni fa, raccontaci. E allora, 5 anni fa, in un momento un po' particolare della mia vita, una nottata stranissima, un sogno stranissimo. Io ho sempre amato cucinare, in particolare mi piaceva fare tanto il pane, i dolci e quant'altro, e invece quella notte che facevo, dalle mie mani usciva pasta. Una pasta bellissima, sono rimasta incantata, estasiata da questa visione. Era un sogno fatto a occhi chiusi, ma è diventato poi un sogno a occhi aperti fatto negli anni successivi, perché naturalmente da commercialista, appena mi sono svegliata e ho realizzato che poteva essere un'esperienza meravigliosa, un'avventura praticabile, ho fatto un po' di ricerche di mercato, ho visto che c'era un gap, purtroppo nella patria degli spaghetti c'era un gap di pastifici, e quindi mi sono lanciata. E da quel momento non ci siamo più fermati e siamo qui. È vero, senti, vuoi raccontarci poi il perché di questo nome? Le paste di Sofì. Eh, perché la mia nipotina si chiama Sofia, e ho voluto pensare non alla mia generazione, non a quella di mia figlia che mi segue pari passi, ma a futuro. Pensando a Sofia, naturalmente alla terza generazione di pastai, perché come ti dicevo, siccome nella nostra zona da sempre si produceva pasta fino agli anni 50-60, ma non c'è più, questa industria pastaria è andata a morire purtroppo. Noi forse siamo i primi pastai che ricominciano, quindi mi auguro che Sofia segua questa strada e quindi le paste di Assolutamente. Sofia come augurio per tutti noi. E questa è una storia che ci piace raccontare anche per questo, perché noi diciamo sempre che è importante passare il testimone alle generazioni Eh, che vengono. Quindi per noi, sai, già. questa tua storia è anche, è come sempre, poi quelle storie che raccontano della speranza e della voglia di continuare a costruire nella nostra bella Sicilia. Senti, Rosalia, prima di parlare un po' di quelli che sono i tuoi prodotti, perché i tuoi sono prodotti assolutamente del territorio, adesso entriamo un po' nel vivo, però c'è Mhm. ancora qualche messaggio da parte dei nostri amici che vorrei leggere. C'è un messaggio del Faraone Palermo. Ciao caro amico, anzi ne approfitto, leggevo proprio sui social che qualche giorno fa è stato il tuo compleanno, quindi auguri, buon compleanno ancora. Buongiorno carissima Katia Scutta, che sei sempre incantevole e bravissima a fare anche le domande. Sei una grandissima conduttrice di grande carisma e un valore aggiunto di Io Compro Siciliano. Io ti ringrazio e ti mando un grande bacio. Mauro Todaro, beh, allora fermiamoci un attimo, eh. Mauro Todaro, fantastici buondì. Mauro Todaro, voi lo conoscete, lui è Gogol, ambasciatore di Gogol, ambasciatore del sorriso, e Gogol premia chi ce la fa. Loro ieri erano proprio presenti anche alla nostra conferenza stampa. Pensate, il Gogol è stato realmente, gli ambasciatori del sorriso sono un po' in tutto il mondo e Gogol è arrivato persino al Papa e quindi veramente tante, tante grazie Mauro, un abbraccio a tutti voi. Abbiamo ancora un saluto da Peppe Caudullo, ciao, ciao Peppe, grazie per essere con noi e continuiamo la nostra bella conversazione con Rosalia. Allora Rosalia, parliamo un po' dei tuoi prodotti. Guarda, mi sono permessa di portare qualche piccolo pacchettino di Fatto pasta. benissimo. Questa è una confezione di pasta essiccata, sono dei fusilli fatti con un grano particolare, un grano siciliano, si chiama Corasan, in ambito internazionale è più conosciuto come Camut, ma è un marchio commerciale, mentre il nostro Corasan ormai da un po' di anni si coltiva anche in Sicilia.
è un grano antico, è stato molito a pietra e la pasta che se ne ottiene è assolutamente integrale, anche se non sembra. Poi ti faccio vedere ancora, perché io mi sbizzarrisco con le paste. Questa è con il nero di seppia, una casereccia nero di seppia, mi spiace che il colore tanto non si vede. E un'altra cosa importante, guarda, questa invece è con farina di lenticchie. Perché ti faccio vedere questi piccoli pacchetti? Perché prodotto artigianale, fatto quasi sempre con grani duri siciliani, molta attenzione per i grani antichi, molito a pietra o germe di grano intero, tanta attenzione anche nella tipologia di produzione, ma siamo aperti anche a tante tipologie diverse, con un occhio per esempio alle farine, come ti dicevo, di legumi, alle farine di grano saraceno e quant'altro. Non siamo un pastificio dedicato al gluten free, purtroppo, però con queste attenzioni, con questi prodotti particolari, riusciamo ad abbattere il glutine abbastanza, per cui chi ha per esempio delle piccole intolleranze può assolutamente rivolgersi anche al nostro pastificio per trovare bontà e qualità. Per cui sono molto molto contenta. Naturalmente pasta secca pochissima, ma facciamo soprattutto pasta fresca e pasta sottovuoto. Forniamo anche tanti ristoranti, siamo piccoli ma vogliamo esserci. Assolutamente sì, anche perché io dico sempre, Rosalia, a piccoli passi si fa lunga strada e quindi è sempre Assolutamente così. sì. C'è un messaggio da parte di uno chef, che è il nostro chef Mariano Carbonetti, che dice: Travia, la prima patria della pasta siciliana. Già nel Sì, sì. 1157 il geografo arabo Al-Idrisi descriveva quei posti fantastici ricchi di mulini e acque perenni dove si produceva pasta itria che veniva esportata già nei paesi che gli arabi avevano colonizzato nell'Italia meridionale. Bravissima Rosalia Pisa. Beh, devo dire che un Complimenti allo complimento chef. fatto dallo chef Mariano Carbonetti, sapete Che lui io saluto e ringrazio per aver richiamato l'arte antica di questo territorio, perché come accennavo prima, Trabia, Termini Imerese sono praticamente il territorio in cui all'Idrisi trova la pasta nel 1152 e diceva che trovò copiosa quantità di pasta stesa ad essiccare al sole, e si trattava di una sorta di spaghetto filiforme, per cui siamo già circa 300 anni prima di Marco Polo. Ne abbiamo fatta di strada da allora. Questo territorio poi nei secoli vide svilupparsi tantissimi mulini e tantissimi pastifici, in particolare a Termini Imerese. Poi dopo il dopoguerra, fino agli anni 70, 80 e 90, qualche piccola realtà ancora c'era. Purtroppo morì il settore, noi ritorniamo a Termini, da Trabia a Termini Imerese stiamo aprendo un piccolo laboratorio pastario anche qui, per cui non vogliamo far mancare al territorio la pasta. La produrremo in entrambe le zone e saremo disponibili anche, diciamo, naturalmente la portiamo fuori la pasta poi in tutta la provincia e tutto il comprensorio, ma in particolare in queste due città vogliamo esserci presenti al 100%. Come vedete, raccontiamo storie e soprattutto raccontiamo anche la storia del territorio, così come poc'anzi faceva Mariano Carbonetti. Voi sapete che tra l'altro lui è antropologo dei piatti siciliani, e adesso Rosalia stava proprio aggiungendo il racconto legato a questo territorio che è proprio Trabia. Senti, Rosalia, vogliamo dare qualche riferimento agli amici che sono in collegamento sulle paste di Sofì? Sì, noi siamo in Corso Umberto e Margherita a San Nicola l'Arena, che è frazione di Trabia, prestissimo, spero fra qualche giorno, in via Giorgio Lapira numero 67 a Termini Imerese. Naturalmente siamo disponibili a fare consegne anche oltre queste due città, già serviamo da Palermo fino a Cefalù diversi ristoranti. Vorremmo che sia nella ristorazione che presso il punto vendita la pasta arrivasse sempre nelle tavole dei nostri bravi Dei consumatori. siciliani e non solo. Senti Rosalia, c'è un Sì. messaggio per te che è di Ilenia Valenza, che dice: la migliore pastaia con un cuore rosso, tutto per te. Bene Grazie, signori, grazie Lenia.
Noi, Rosalia, ti ringraziamo per essere stata con noi, per aver raccontato la storia della tua azienda, come è Grazie a nata, come voi. nasce, quello che rappresenta per il territorio. Grazie davvero. Noi Grazie a prima di voi per mandare... l'opportunità di avermi ospitata e per aver fatto conoscere ancora di più la pasta. Compro Siciliano è assolutamente indispensabile, dobbiamo tornare a utilizzare i prodotti, a utilizzare e consumare i prodotti della nostra terra sempre. E quindi Assolutamente sì. grazie a te, Katiuska. Un Grazie. saluto. Salve, Soprattutto salve a non tutti. andare via, rimani lì, Rosalia. Io Ok. volevo, prima di mandare il nostro video istituzionale, ringraziare come sempre in regia Paolo Gatto. Con me ci si vede Ciao domani Paolo. è giovedì. Sapete che abbiamo la rubrica consueta del Chiedimi pure, al giovedì a cura di Davide Morici, al venerdì invece a cura di Giuseppe Giorgianni. Quindi mi raccomando, domani alle 12 puntuali. Beh, prima di mandare il video istituzionale devo salutare la mia ospite. Rosalia, potresti per favore Eh, avvicinarti un po' alla camera? Pochino pochino. ecco. Ok. Eccomi. Adesso dovresti ripetere con me per favore. Io Io compro compro siciliano. siciliano, Ci sempre. piace! Ciao Grazie Katiuska, per essere ciao stati con Marzia, noi. ciao a tutti, Ciao, grazie. video istituzionale, Ciao, a domani! ciao, ciao.